Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare della Supercoppa Italia. Perché ieri il presidente della Serie A ha parlato, ora non mi ricordo come si chiama, vabbè, ha parlato della Supercoppa Italia. Vabbè, apriamo un attimo una parentesi, che praticamente ha aggiunto un altro trofeo in bagagli che il Napoli, questo per tutti gli interisti, romanisti, juventini e tutta roba varia, tutta gente da Lights in poi, ci odiano. Vabbè, c'è c'è una trofeo, mamma mia, una trofeo. Poi non avete visto la reaction come avete detto nel post, non so se l'avete letto, vabbè, perché praticamente mi hanno dato il copyright, in pratica, perché forse perché ho suonato la trombetta in un paio di occasioni, per il gol di due gol di Neres, in un'altra occasione, non mi ricordo, forse a fine partita. Vabbè, in pratica la Supercoppa Italia finalmente si ritorna al vecchio format, come ha detto il presidente della Serie A. Si ritorna al vecchio format, quindi che si teneva prima della stagione 22-23, si ritorna al vecchio format, cioè quello della finale secca, cioè la vincitrice dello scudetto l'anno prima e la vincitrice della Coppa Italia l'anno prima. Si giocheranno queste due squadre, la finale di Supercoppa, cioè il trofeo di Supercoppa. E non si terrà in Arabia, la Supercoppa Italia, perché? Perché per un motivo scemo, tra l'altro, perché ci stava ci stava la Coppa d'Asia, la Supercoppa d'Asia, una cosa del genere, non mi ricordo, no, ma una cosa che riguarda le squadre asiatiche l'anno prossimo. Però diciamo, se si gioca a Riyadh, no? Da quello che ho capito si gioca a Riyadh. E tu proprio non ce la fai, capo, gioca in Arabia per sotto. Basta, che cagni città, esci, che ne saccio, una città a 20-30 km di distanza, scegli un'altra città magari, che saccio, Riyadh si trova a sud, vai dell'Arabia Saudita, vai a nord dell'Arabia Saudita, se vuoi proprio guadagnare. Poi se non vuoi guadagnare tanto come hai fatto in Arabia, perché il Napoli ha guadagnato circa 11 milioni, il Bologna ha guadagnato 8 milioni e mezzo e poi Milan ed Inter che sono state cioè non sono state squalificate ma sono state eliminate, hanno guadagnato all'incirca 2 milioni e mezzo per uno, quindi 5 milioni in totale tra Inter e Milan. Vabbè, e praticamente si giocherà sempre all'estero, si giocherà sempre fuori continente europeo, non si giocherà in Europa. Cioè quest'altra cosa è una cosa che non mi piace, no? Tu stai ritornando al vecchio format. Stai uscendo dall'Arabia Saudita. Ok che non guadagni tanto, ma vuoi mettere giocare una finale in Italia? Perché la Supercoppa italiana, essendo che si chiama Supercoppa italiana, sa delle giovanità, come fanno tutte le nazioni. Forse solo la Liga spagnola non fa questa cosa. Che pure la Liga spagnola, se non mi sbaglio, va in Arabia. Cioè, solo noi a Spagna. Cioè, è una cosa che la Spagna ci copre sempre, ci copre sempre in ogni cosa che facciamo. Per esempio il calciomercato, il tipo di calciomercato che facciamo, o anche altre cose. Cioè, è una cosa incredibile questa Spagna. Vabbè, e stavo dicendo, la Supercoppa Italia, no? Se tu non fai giocare in Italia, che senso tem? A questo punto già la chiamavano Supercoppa d'Arabia, Supercoppa, che lo sai, ma si gioca in Florida, la chiamiamo Supercoppa d'America, oppure si gioca in Asia, Supercoppa d'Asia, cioè, almeno giochiamo in Europa. Se tu non vuoi giocare in Italia, vuoi rendere più facile ai tifosi delle due squadre, ma non lo so chi sono, che praticamente
li rendi più facile vedere la partita, stai più vicino e magari si prendono un biglietto per vedere la partita al posto di andare per esempio in Cina a vedersela perché molto probabilmente si giocherà in Cina o in Florida. Va a prendere un biglietto per la Cina che costa 2500 euro quasi, più l'alloggio, più il biglietto dello stadio, sono tanti soldi, capisci? Poi in Arabia costano un po' di meno, 1800, però arriviamo sempre sui 2100, tra biglietto e albergo. Poi avevo giocato in Florida, dati 1500 euro solo per il viaggio se ne vanno. E altri 200-300 euro se ne vanno per il biglietto e per l'albergo. E poi mangiare. Cioè, rendiamoci conto che si deve giocare al minimo in Europa. Per esempio, la vuoi giocare in Francia, giochiamola in Francia. La vogliamo giocare in Germania, giochiamola in Germania. La vuoi giocare in Spagna, giochiamola in Spagna. Ma se in Europa, vogliamo giocare in Inghilterra, che ne sai? Ma pure bene. Basta che giochiamo una parte che non sono altri continenti. Capì? È una cosa scandalosa. E vabbè, stiamo facendo già progressi. Già che, non, che si ritorna al vecchio format, c'è il vincitrice dello scudetto e il vincitrice della Coppa Italia. E il passaggio da semifinale a solo finale sì, è già un obiettivo. Mo vediamo l'anno prossimo che decide fa la Lega Serie A. Io vi saluto ragazzi, siamo i saluti. Vi ringrazio a tutti per la visione del video. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!